Amici bellini, è notte, ma noi ci proviamo lo stesso a raccontare questa partita. Voi magari avete smaltito perché ci avete dormito sopra, io no, a me è ancora notte, quindi brucia ancora un pochino. Cominciamo. Calma, è notte, quindi facciamo le cose per bene. Stefan Fernando, benvenuto sul canale, a tutti i nuovi iscritti vi ringrazio, siete in tanti, ovviamente questa è una partita che hanno guardato in tantissimi e molti non lo lasciano il like, perché figuriamoci, il Napoli è simpatico alle altre squadre, alle altre tifoserie solo quando non vince niente. Quando cominciamo a cacciare la testa fuori dal sacco siamo antipaticissimi a tutti, e vabbè, così deve andare, e noi non impariamo gli atteggiamenti che dobbiamo avere in campo, non dobbiamo avere timore reverenziale. Vi devo far vedere degli screenshot, noi abbiamo ambrabam tattici per fare le pagelle, no? Perché bisogna farle le pagelle, sta qua, perché poi era anche, se vogliamo, un po' più 4-2-3-1 questa volta. La posizione di Zielinski per dare una mano a Elmas è stata particolare, quindi cercheremo di parlare anche di calcio, mica solo di arbitri, e c'ho un paio di cose da farvi vedere, e poi dobbiamo parlare anche delle parole di Spalletti molto forti nei confronti della tifoseria, quello che ha detto su Osimhen che dovrebbe giocare. Andiamo ad approfondire, però prima di tutto tocca agli screenshot, perché da lì capiamo un pochino, riviviamo un po' la partita. Mamma mia, al 50° secondo, ma è mai possibile che al 50° secondo io devo vedere Kvara solo come la fame solo come la solitudine, che non riesce. Quello ha fatto quel gol, ricordatevi il gol con Sassuolo, ricordatevi il gol con l'Atalanta, non è riuscito a fare questo gol qua, bastava alzarla un pochino, non l'avrebbero bloccata. Krunic che fa un errore clamoroso perché gliela passa dopo un cross di Anghissà che non era irresistibile. Anghissà, Kvara non riesce a bucare la porta, era il 50°, avremmo zittito lo stadio, oppure no, perché magari avrebbero reagito, non lo sappiamo. Però questo è un approccio del Napoli molto importante, la scelta di Elmas funziona, il Napoli riesce a bloccare tutte le iniziative, sporca, lo dice bene Spalletti, sporca tutte le iniziative dal basso del Milan, che non riescono a uscire bene e sono costretti a lanciare, e il Napoli controlla. Poi ci sviluppiamo anche bene con Kvara, con Lozano, con Zielinski e Elmas che sta un po' a tutto campo, creiamo delle cose, ma purtroppo non riusciamo a concretizzarle. Il secondo screenshot, voi dovete capire quello che poi è successo. Chiamo in causa l'arbitraggio, ma purtroppo devo chiamare in causa i miei. Questo è il primo fallo, quello di Zielinski, che verrà ammonito. Zielinski chiede scusa. I bravi ragazzi, noi chiediamo scusa. Anghissà chiede scusa, fa proprio così, no? Anghissà fa spesso così, tipo non l'ha toccato, oppure non l'ho toccato, oppure non è successo niente. Zielinski invece chiede scusa, e purtroppo chiedi scusa, viene ammonito, perché chiedere scusa non paga nel calcio, non paga, non ha mai pagato, e specialmente con un arbitro del genere, che poi nel secondo tempo ha fatto uno show straordinario. Qui cerco di rianalizzare quello che poi è l'azione che porterà al gol del Milan. Si parte da un passaggio di Lobotka che vedete qui accanto a me, che tenta questo passaggio anche difficile verso Zielinski farà una sorta di velo, la palla non giunge ad Elmas e il Milan riparte. Credo che questo sia già Diaz che sta molto basso, perché il Milan si stava difendendo. Con Diaz molto basso, Mario Rui si fa ingolosire e invece di temporeggiare un pochino va a fare il raddoppio di marcatura con Lobotka. Andiamo a vederlo più avanti. Ecco, questo è il momento dove Calabria cerca il passaggio, lo vedete, verso Brahim Diaz, che si trova molto basso. È qua che probabilmente Mario Rui si fa prendere dalla foga e va troppo forte con Lobotka che stava andando a chiudere. C'era anche Anghissà, vedete, si sono creati, praticamente c'erano 3 di loro che stavano cercando di accerchiare Brahim Diaz, che fa una giocata che dobbiamo riconoscere. Brahim Diaz, giocatore del Real Madrid, il Real Madrid, il blasone, il DNA, guarda caso.
si esalta e fa più o meno la giocata che fa anche in campionato, dove con un mezzo movimento ne fa fuori 2 e va in velocità. Quindi probabilmente io qua dico: Mario Rui, sì, va bene che lo segui, ma se sei così lontano non puoi poi buttarti a capofitto e non fare fallo, perché a quel punto se fai fallo l'azione è finita. E invece non riescono a fare fallo né lui né Lobotka, e qua aggiungo ancora questa specie di timore reverenziale nei confronti dell'arbitro, mentre il Milan faceva la voce grossa, assolutamente, noi sempre scusa, e infatti Anghissà scusa, non l'ho toccato, Mario Rui scusa, non l'ho toccato, e infatti non l'avete toccato, non c'era nessun fallo, Lobotka va a vuoto e Brahim Diaz se ne va. Questo scusa, non l'avete fatto il fallo, è lì che devo vedere. E poi è strano perché Mario Rui è uno di quelli, poi la cazzima, invece era tutto nervosismo, ha sentito la partita proprio tantissimo, ma invece poi di trasformarlo in anche magari in falli, in modi, purtroppo ha accusato tantissimo. Infatti ci stanno altri screenshot che testimoniano questo nervosismo. Per quanto riguarda il gol, credo che Meret potesse fare qualcosa in più. Il pallone preso di prima da Bennacer, quasi di esterno, resta basso, un po' di controbalzo, Meret ci prova col piede, lo tocca pure, però non riesce a deviarlo fuori dalla porta. Mezzo e mezzo, un po' era complicato, dovevi stare anche un po' centrale secondo me, perché lì i giocatori di calcio devono incrociare e invece lui non incrocia, quindi ti prende un po' sul tuo palo, ma non era nemmeno il tuo palo perché arrivava questo pallone un po' improvviso. Secondo me si può dare un po' di colpa a Meret, ma non tantissimo secondo me in questo caso. E questo invece è il momento in cui l'arbitro si ricorda che Di Lorenzo è capitano e che quindi può parlare con lui, però questo se lo ricorda dopo che lo ha ammonito, quando Di Lorenzo chiede spiegazioni sulla prima ammonizione di Anghissà. L'arbitro ammonisce prima Di Lorenzo, non ti permettere proprio di parlare, e poi ammonisce Anghissà per il fallo su Teo Hernandez, il primo, e qua Di Lorenzo dice: oh, ma I'm captain, sono capitano, perché non ti posso parlare? E l'arbitro go, dice proprio: non voglio sentire niente, go. Va benissimo. Questa immagine parla da sola perché si vede che Anghissà prende il pallone e subito dopo aver preso il pallone tira dietro la gambetta proprio per non fare contatto, mentre Teo Hernandez ha già la smorfia di chi sta per buttarsi a terra, sta preparando l'urlo, così ci va di petto, la palla viene toccata, non succede proprio niente, fisicamente non succede assolutamente nulla. Ma vediamo Teo Hernandez, fantastico proprio. Le urla dappertutto, le ginocchia tutte e due, perché le ginocchia così, che si tira tutte e due i piedi per fare il volo più plateale. Anghissà ha già tolto la gamba, proprio così, il pallone l'ha toccato, il pallone da un'altra parte, proprio, e quindi lì l'arbitro non vede l'ora, dice: che grande occasione per cacciare il secondo giallo in 4 minuti, primo giallo che si può considerare anche, insomma, inevitabile, che però viene dal fallo non chiamato di Tonali su Kvara. Lasciate molti like, perché quando si parla di arbitri gli altri tifosi vanno in freva e lasciano i dislike, ma io devo parlare di tutto, mi dispiace. E in ultimo il gran tiro di Lorenzo, che stiamo all'87esimo credo, che riesce a mettere un pallone a terra crossato da Politano. Il pallone stava andando proprio lì e Maignan riuscirà a metterci una manina. Una parata incredibile, ne ha fatte altre di parate importanti su Zielinski, su Anghissà, ma questa parata qui vale proprio la Champions. Poi è chiaro che si deve parlare di Diaz, perché Diaz la sblocca col Tottenham e la sblocca con una sua giocata, questa qui potrebbe essere proprio la Champions di Diaz. Per questo dico il giocatore del Real Madrid. Ho guardato gli highlights e Vinicius Junior dimostra quanto è ancora un pochino più avanti rispetto a un giocatore come Kvara, che sta adesso affacciandosi a questi palcoscenici, mentre Vinicius è già abituato e si vede proprio che c'ha proprio quella testa fresca, dice: io adesso determino e lo fa, e come lui, come Benzema. Ultimi 2 screenshot determinanti.
io questa non l'avevo notata riguardando la partita a fine primo tempo. Scaramuccia tra Anguissa e Mario Rui che vanno a muso duro e Di Lorenzo che si deve fare un cuore così appresso all'arbitro, appresso agli avversari e appresso anche ai compagni. Di Lorenzo deve intervenire e deve allontanare di peso Anguissa. Quindi già qui Mario Rui nervosissimo, Anguissa nervosissimo, e non è un caso che poi succedono le cose, succedono a loro, non è mai un caso. Quindi sono arrivati a questa partita un po' troppo tesi, chissà quali sono i motivi, però questo è successo, questa è la verità. Poi un'altra cosa che devo sottolineare, e questa penso sia sfuggita a tutti, Pioli che rivolgendosi a Di Lorenzo indica Mario Rui e dice delle cose che non riesco a capire, e quindi proprio Mario Rui, e lo indica così e punta ancora a innervosirlo. Pioli, altro volpone che sa, punta quelli là che si innervosiscono di più, li fa innervosire, come Teo Hernandez che grida sullo Zan. È facile, in reaction mi viene in mente la famosa scena di Gattuso contro Hamsik che poi ci intimorì, e quindi è così. E non siamo cresciuti sotto questo punto di vista, non abbiamo cacciato quella personalità di poi imporsi sugli avversari. Ti imponi tecnicamente perché sei forte, e il Napoli si è imposto tecnicamente, bisogna dire che il Napoli ha giocato meglio e che il pareggio era la minima cosa, poteva secondo me anche meritare qualcosina in più. Il Milan legittima il gol fatto con quella traversa di Kier, la scorribanda di Leao senza dubbio, e anche la giocata che porta al gol di Bennacer è una bella giocata, lì non è fortuna, è una giocata di tecnica, e quindi se lo meritano. Il Milan ha fatto una partita molto umile, si sono messi là palloni buttati avanti, si sono difesi. Il Napoli però entrava, il Napoli è mancato poi nella rifinitura finale, è mancato il gol, però ci abbiamo provato. Questo signore qua, io non ho più parole, e si deve tramutare in un voto in pagella, perché quello che ha potuto fare Di Lorenzo ieri veramente va oltre quelli che sono i compiti di un giocatore o anche di un capitano, è andato proprio oltre. E quindi con un Ambrabam tattico andiamo velocemente a fare le pagelle. Poi vi devo parlare di Osimhen, di Spalletti e di questo ritorno, perché poi sì, è chiaro, il ritorno domani dovrebbe esserci già conferenza pre-Verona. Conoscendo il Napoli è capace pure che non la fanno, perché poi Spalletti già sta bello tranquillo, e poi stava tranquillo, cioè lui era contento Spalletti della prestazione, e siamo d'accordo, perché io sono rimasto orgoglioso di quello che hanno fatto i ragazzi in campo. Però poi fuori dal campo Spalletti si fa sentire. Di conseguenza io do 5,5 a Meret, non gli riesco a dare la sufficienza perché forse qualcosa poteva fare in più, non lo vedo però il principale responsabile. Ha toccato pochissimi palloni, se il migliore in campo è Magnani, e 2+2 fa 4 al paese mio. Do quindi 5 a Mario Rui, che mi era anche piaciuto in alcune situazioni, però è protagonista del gol preso, e il voto è 5 proprio perché poi devo vedere anche il nervosismo con Anguissa, non esiste proprio, non può esistere, e infatti anche Anguissa si prende 5, e anche Anguissa mi era piaciuto, Anguissa mi era piaciuto moltissimo in campo, è ritornato il grande Anguissa che conosco io, però il nervosismo, se te la prendi con Mario Rui per qualsiasi motivo, non esiste proprio, e non lo devi mai fare in campo, sempre nello spogliatoio. Io non devo vedere il mio capitano Di Lorenzo che deve mettere a posto le scaramucce tra di voi, assolutamente inaccettabile in un quarto di centro. Kim 6-, lo vedo impacciato, lo vedo sofferente, non lo vedo libero fisicamente, di testa potrebbe stare anche bene, magari è stanco mentalmente, non lo so. 6- perché non è colpa tua, amico mio, che hai trovato l'arbitro permalosone, che ha trovato il momento in cui ammonirti, però devi sapere che è così nel mondo del calcio, e quando giochi per il Napoli, se fai così, ma non credo proprio che questo fosse fallo, ma cosa hai visto arbitro? Se sei del Napoli ti ammonisci, se sei di un'altra squadra un po' più blasonata in Europa o in Italia, chiudono l'occhio e fanno finta di non aver visto. Idem devo dare 6- a Rachmani, che mi è piaciuto in campo, però anche lui ha perso le staffe e si è fatto ammonire stupidamente nel finale. A Di Lorenzo io do 8 perché in campo praticamente c'era solo lui, tutti i pericoli sono venuti dalla parte sua, più altre cose che abbiamo visto, però 8 perché il capitano, gli dovrei dare 10, ma gli do 8 perché deve essere un voto vero, non deve essere un voto simbolico. Gli do 8 come voto vero per quello che ha fatto in campo e fuori dal campo. E Di Lorenzo veramente come
prima esperienza da capitano è stato sorprendente e secondo me resterà nel mio immaginario, nell'immaginario dei tifosi, un capitano vero, rispettatissimo dai tifosi. Di conseguenza 5 ad Anghissà, perché l'avete capito il perché. Lobotka 5,5, purtroppo anche lui mi era piaciuto, tante belle triangolazioni con Anghissà. 5,5 perché il gol è anche purtroppo colpa sua. Zielinski 6, non mi era dispiaciuto troppo, aveva fatto un buon lavoro di raccordo, è arrivato anche al tiro. Zielinski 6. Lozano 6 meno, non arriva forse alla sufficienza piena perché non incide in attacco, però aveva tenuto a bada Teo Hernandez, aveva fatto tanta fase difensiva, mi era piaciuto, però devi incidere, perché devi incidere. Elmas 6,5, ha fatto tutti i ruoli possibili e immaginabili, comincia qui, te lo ritrovi qui quando poi entrerà Raspadori al posto di Lozano, quando poi entrerà Politano al posto di Kvara te lo ritrovi dall'altra parte, entrerà poi Ndombele e quindi ci sarà quest'altra situazione qui. Però con Anghissà espulso ci troviamo di fronte a questo 4-4-1 dove era rimasto poi Raspadori qui e Elmas aveva fatto questo, quello e anche Maria Ste. A Kvara mi sento di dare 6+, ci ha provato in tutti i modi, è riuscito anche a sfuggire agli avversari, gli è mancato quel guizzo, ma sulla traversa di Elmas avrebbe fatto anche l'assist decisivo Kvara, quindi un 6+. Quelli che sono entrati, onestamente Raspadori è ancora in grande ritardo di condizione, Politano è entrato bene perché mette 2 cross che potevano essere decisivi nel finalissimo, uno per Di Lorenzo e uno per Olivera. Mi è piaciuto anche Ndombele e lo stesso Olivera ha avuto quell'occasione, però pochissimi minuti perché entrano all'81esimo. Insomma, quelli che sono entrati ci hanno fatto intravedere qualcosina e toccherà a loro, perché adesso tra Verona e il ritorno col Milan bisognerà rifiatare, come faccio a dirvi che Elmas ne deve giocare un'altra? Elmas dovrebbe riposarsi con il Verona per poi poterlo utilizzare al posto di Anghissà nel tridente, se poi è vero come è vero che Spalletti ha detto Osimhen ci sarà al 100%, dopodiché Baldari dice incrociamo le dita, Spalletti aggiunge se poi non succede qualcosa di imponderabile, perché evidentemente hanno deciso questa tabella di riavvicinamento. Probabilmente Osimhen avrebbe potuto andare in campo ma non lo hanno voluto rischiare, e io vi devo aggiungere una nota a margine che penso solo io e che potete anche prendere e buttarla nel cestino: è perché non lo possono fare infortunare, perché lo devono vendere, perché se Osimhen si infortuna di nuovo vuol dire che un giocatore sì, ha grandi potenzialità, ha grandi numeri, ma si infortuna troppo spesso, e credo che al Napoli faccia piacere, faccia comodo e sia anche giusto venderlo adesso dopo l'esploit di quest'anno, quando sai che l'anno prossimo lo perdi per un altro mese per la Coppa d'Africa. Quindi il Napoli fa bene, questa non è una polemica contro la società, il Napoli fa bene se arriva l'offerta da 120, anche 100, il Napoli fa bene a vendere così, e poi ti devi riorganizzare. Ma mi fa pensare questo, che non si sia voluto rischiare poi di infortunarlo di nuovo. Adesso si darà il tutto per tutto, perché magari lo perdi per il campionato, però devi farmi vedere che l'1-0 si può anche ribaltare in casa, e qua chiudiamo il discorso che dice Spalletti. Dice: se io rivedo quello che ho visto contro il Milan, dove ce la prendiamo tra di noi, da Ferugli tra di noi, io mi alzo e me ne vado. Il San Siro, il Meazza è stata una bolgia, grandi coreografie, grandi cose, alcune cose evitabili, alcune cose anche rescesse, ma non avevamo dubbi, e intanto ti aiuta, e intanto loro si esaltano per un fallo laterale, invece noi no. E questo è inaccettabile, inammissibile, perché dobbiamo anche goderci, no? Il godersi il quarto di finale, che è un risultato nuovo per il Napoli. Il godersi significa anche riempire lo stadio ed applaudire questi ragazzi per il percorso fatto. Poi se non si riesce a ribaltare, se pareggiamo, se ci fanno un gol e andiamo nel panico, non fa niente, e sarà difficile senza Kim, senza Anghissà, con un Osimhen che sarà probabilmente buttato nella mischia, perché poi devi mettere Elmas a centrocampo, oppure ti puoi giocare in Ndombele, non lo so, però gli automatismi lo sapete che sono difficili poi da trovare. Bisognerà trovare velocità con Juan Jesus nel partire dal basso, bisognerà capire se giocherà ancora Mario Rui. Insomma, non è facile, non è assolutamente facile. Il Milan ha un grande vantaggio perché loro sanno giocare in difesa, noi no. Noi sappiamo giocare all'attacco. Io sono orgoglioso dei miei ragazzi che vogliono giocare sempre all'attacco e ci fanno divertire. Dobbiamo godere
questo secondo atto del quarto di finale, che è comunque un record assoluto, e poi cavalcare in campionato per poi alzare il trofeo che ci siamo meritato tantissimo, proprio senza alcuna ombra, in campionato, che manca, un trofeo che manca da 33 anni, quindi ce la dobbiamo godere tutti quanti, tifosi, giocatori, lo staff dell'allenatore, la società, tutti ce la dobbiamo godere, e poi se ne parla, perché la sensazione che poi Lobotka che dice se poi se ne vanno è difficile che rimaniamo tutti, Spalletti che dice io qua è difficile friggere il fegato, e insomma godiamocela. Poi dopo si parla di cicli, si parla di organigrammi, si parla di crescere a livello europeo. Nel frattempo godiamoci questo percorso qua, che ce lo siamo meritato. Dopodiché chi vivrà lascerà i like. Da New York, Valerio Fluido è tutto. Domani magari è già conferenza, non lo so. State tuned perché i contenuti non mancano. Sembra una parrucca, ma non è vero, perché vedi cambia. Ah, ma no, che meraviglia, io me li fai. Sono Saverio Asoli. Dobbiamo arrivare a 20.000 iscritti, di cortesia, perché questo è l'anno. Avete lasciato i like. Niente più, dai, basta, sei cringe. Quante cose.